Buongiorno cari amici e benvenuti anche oggi nel canale Marietto Veneziano. Oggi, da come avete visto il titolo, parleremo dei prezzi sia di D'Agida che di riti propiziatori, perché ho avuto alcuni clienti e altre persone interessate a sapere la differenza e anche ai vari prezzi che potrebbe andare incontro una persona che vorrebbe risolvere alcune situazioni o migliorare alcune situazioni. Dovete sempre comunque tenere presente che sono solamente prezzi indicativi. Bene, però comunque prima di iniziare vorrei chiedervi di iscrivervi al canale di The Garden del vostro Marietto Veneziano e di venirci a trovare nei nostri gruppi Facebook ed eventualmente anche iscrivervi al canale Telegram, dove lunedì sera teniamo alle 20:30 dei percorsi di esoterismo, il The Garden del vostro Marietto Veneziano, e se vi scappa anche un super like è sempre ben accetto. Adesso iniziamo con la pillola vera e propria e vediamo un po' le due differenze, ad esempio fra la D'Agida, ma vi ripeto che non esiste solamente la D'Agida, e riti propiziatori. Allora, prima di tutto bisogna fare una distinzione ben chiara. La D'Agida serve per casi in cui gli elementi in cui si va a operare sono ben chiari e limpidi, nel senso si sa su chi dover operare. Ad esempio, un classico è una persona che ha un diverbio, ad esempio legale, con un'altra persona e si sa che è lui direttamente, ad esempio magari in uno scontro civile, oppure se una persona vuole riconquistare il proprio marito o si sa, o la propria moglie, si sa che questa persona è delimitata e in questo caso si può usare benissimo la D'Agida e i prezzi variano dalle lunazioni e dalle volte che si fa queste operazioni, che chiaramente minimo sono 7 operazioni, cioè 7 riti operativi minimo, per fare in modo che la D'Agida abbia un riscontro, nel senso che possa effettivamente fare il suo lavoro in modo pieno e forte, e quindi si va a operare a livello di coercizione mentale in astrale, e qui si usa la D'Agida. Quindi fate che 7 lunazioni come minimo sono dai 700 ai 900 euro. Poi chiaramente può essere ripetuta questa operazione e quindi potrebbe essere magari che si fanno 2 D'Agide o 3 D'Agide, e quindi a questo punto da 700 può diventare 1400 e 2100 euro, a dipendenza sempre se ci sono degli ostacoli o dei blocchi. Questa è la D'Agide. Invece per le operazioni in quanto di propiziazione, a dipendenza di cosa si vuole raggiungere, ci sono quelle annuali, quelle trittiche. Ad esempio, se una persona va male a scuola, nel senso che non riesce a superare degli esami o degli esami di, come si suol dire, non è che va male a scuola, ma diciamo che vuole migliorare il suo rendimento a scuola, allora si possono usare dei trittici oppure dei riti propiziatori in cui si inizia, prima che inizi l'anno scolastico, a lavorare in questa direzione. E qui non si usa la D'Agida, ma si usano riti propiziatori che, vi ha spiegato il vostro Marietto, ce ne sono parecchi. Si può passare da riti egiziani ai riti caldei, a riti, come si suol dire, dei trittici, o ai riti sacri o ai riti rosacrociani. E quindi questo viene valutato tramite, ad esempio, una ricerca radiostesica, e qui si parte dai 400-500 euro. Ad esempio i riti dell'angelo Raphael si parte da 400-500 euro tranquillamente, si può arrivare anche a 1200 euro per un rito annuale. Questo cosa vuol dire? Che un rito annuale viene fatto periodicamente, una volta al mese, per rinforzare i riti propiziatori. Ma cosa vuol dire questo? Per rafforzare le energie vibrazionali positive che possono influenzare la persona. Ma i riti propiziatori quando si usano ad esempio quando
si è in certe situazioni che sono così complicate, no? Che ci vuole un cambio di paradigma, cioè bisogna proprio uscire da quello schema, entrare in un altro schema, e non ci sono le forze in quel momento lì, non si sa dove andare a colpire, ad esempio con una dagida, e allora ci vuole un influsso esterno che tolga il cliente e lo porti in un'altra area vibrazionale positiva, e allora in quel caso lì si usano tranquillamente i riti propiziatori, che ripeto possono partire da 400-500 euro come minimo, perché possono essere fatti solamente per 3 mesi. No? E per 3 mesi cosa vuol dire? Vuol dire che non è che magari si fa un rito operativo per un mese, magari in quel mese lì bisogna fare in 3 giorni ben distinti a dipendenza degli orari magici e dei giorni magici, e poi se magari si fanno per 3 mesi, quindi magari viene 9 lunazioni, cioè 9 volte in questi 3 mesi. Quindi ci sono vari riti operativi propiziatori, e si valuta caso per caso quale persona ha bisogno di questi riti propiziatori. Chiaramente, ad esempio, uno dei più famosi e potenti in amore è il rito di Ishtar, che può essere fatto solo un mese, cioè tutti i santi giorni il mago, l'operatore esoterico opera di notte o di sera, a dipendenza dell'ora magica che ha bisogno il proprio cliente, e dura un mese di fila, e quindi qui si va a parlare di 7, 8, 900 euro a dipendenza della difficoltà su chi si vuole operare, perché si può operare anche su due persone. Questi sono operativi più che altro propiziatori e non hanno niente a che vedere con la dagida. La dagida invece, ripeto, è un'operazione, è un rito operativo magico molto potente, la dagida di Salomone, che va a operare quando si è sicuri dell'obiettivo, quando ad esempio c'è una disputa legale per un matrimonio e si vuole in un certo senso influenzare fortemente l'altra persona. Bene, cari amici, anche per oggi il vostro Marietto Veneziano vi ha spiegato anche un po' i prezzi, vi ripeto, per le dagide partono da 400-500 euro come minimo, a dipendenza della difficoltà, e i riti propiziatori anche partono da 400-500 euro, però possono arrivare anche a 1000 o 1200 euro all'anno. Generalmente chi fa i riti propiziatori li fanno tranquillamente banche, ditte, società, studi di avvocatura, studi medici, ad esempio studi finanziari, studi che recuperano crediti, insomma tutta quella branca di società che, se anche stanno andando bene finanziariamente, vogliono perpetuare il loro benessere. Si può fare anche dei riti propiziatori anche se una persona magari lavora in un ambiente ostile e vorrebbe avere una mano per poter uscire e trovare una nuova attività, una nuova branca di lavoro dove poter andare. Bene, cari amici, il vostro Marietto ha concluso questa pillola breve. Vi voglio chiedere, se non avete ancora fatto, di iscrivervi al canale di Ildegar Marietto Veneziano e di venirci a trovare nei nostri gruppi Facebook. Grazie cari amici, e alla prossima, ciao.